Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Prima edizione giornaliera del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con la cronaca, aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Un incidente mortale è avvenuto nella notte, poco prima alle 3, lungo la strada statale 13 Pontebana in comune di Codroipo. La vittima è un 44enne che era alla guida della sua vettura, Lorenzo Colonna, il nome della vittima, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il conducente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo del mezzo, inutili anche se celeri soccorsi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontario di Codroipo che hanno estratto dalle lamiere l'uomo. Il medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo, come detto, i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Rilievi da parte dei carabinieri. E intanto sono riprese stamane alle prime luci dell'alba le ricerche della 52enne francese di Avignone, dispersa da lunedì pomeriggio nella zona di Barcis. Verso le 18 di ieri i soccorritori avevano rintracciato lo squillo del cellulare della donna in una zona impervia boschiva vicino a un piccolo corso d'acqua, ma di lei nessuna traccia. Causa l'oscurità le ricerche sono state sospese e ripartite verso le 6. Al momento, mentre stiamo andando in onda, non abbiamo ulteriori novità. E adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di cronaca di un'operazione congiunta delle forze dell'ordine, perché alle prime luci dell'alba il personale della direzione investigativa antimafia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi soggetti. L'attività è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste. Gli arrestati devono rispondere a vario titolo di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver costretto con reiterate condotte intimidatorie numerosi commercianti ambulanti friulani e veneti a non esercitare la propria attività imprenditoriale ed al fine di impedire il regolare svolgimento a Bibione della nota manifestazione fieristica estiva denominata il Giovedì del Lido del Sole. Lo scopo era quello di riuscire a ottenere un diretto controllo delle predette attività economiche e condizionare così il libero mercato e lo sviluppo economico e sociale della rinomata località turistica. Particolarmente significativi alcuni episodi in cui sono state organizzate spedizioni punitive con armi nei confronti di chi non sottostava alla egemonia imposta dal capo del gruppo criminale, anche in altre manifestazioni fieristiche del litorale friulano-veneto. Sono ancora in corso perquisizioni con l'ausilio di uomini e donne dei reparti territoriali della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché dai militari dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago, presso i luoghi nella disponibilità delle persone indagate, che sono tra le province di Udine, Venezia e Pordenone. Chiaramente ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata, se ci saranno, per quanto riguarda insomma questa operazione in corso. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Monfalcone, perché la Giunta ha deliberato la volontà di avviare il ripristino paesaggistico al Parco Comunale della Rimembranza con il coinvolgimento di scultori regionali esperti. Un intervento deciso per commemorare il ricordo di ciò che il parco rappresenta, luogo di sepoltura dei nostri cari prima della conversione da cimitero a parco. Siamo cresciuti, fa sapere nella nota il sindaco Anna Maria Cisint, con quei parchi e cipressi che hanno preso fuoco rapidamente ad una velocità che non voglio però tocchi le memorie dei monfalconesi che in quell'area identificano la propria appartenenza alla comunità. A questo fine il Comune si propone di promuovere un'azione di abbellimento con l'utilizzo a fini artistici di una parte dei tronchi interessati dal rogo e in questo modo si vuole da un lato attivare la sensibilità nel rispetto della natura, evitando ogni possibile emulazione nel gesto incivile che ha interessato il parco e dall'altro arricchire il Parco della Rimembranza con alcune sculture in legno coinvolgendo artisti della regione.
E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Cosa dire? Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.